Benvenuti anche questa sera o oggi a questa micropillola del vostro Marietto Veneziano e voglio rispondere a alcune amicizie che mi hanno chiesto a riguardo dell'Italia, della nazione italiana, cosa possiamo fare. Ma prima di iniziare questa micropillola, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Edegare, Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social Face, chiaramente, dove troverete alcuni circuiti e quadranti radiostesici in modo gratuito ed eventualmente anche in Telegram. I link sono qui in descrizione. Se volete invece degli ebook gratuiti, ce ne sono una ventina nel sito capitano.altervista.org dove la gente ha già scaricato 150.000 ebook gratuiti chiaramente e 4 di chirologia e in totale più o meno più di 2 milioni di circuiti quadranti radiostesici in Marietto di Donato Umanità. Bene, parliamo, ma vi ricordo anche che nel sito c'è una sezione shop per chi desidera qualcosa di professionale. Parliamo di cosa sta succedendo in Italia. In Italia purtroppo, lo vedete sotto i nostri occhi, la gente incomincia ad allungarsi la vita, ci sono sempre meno giovani, i giovani sono più attaccati ormai alle PlayStation, insomma Xbox, praticamente la popolazione italiana si sta invecchiando, ci sono meno giovani. Avete visto che a livello tattico l'Italia ha fatto arrivare molte persone dal sud, dal nord dell'Africa, proprio per cercare di rimpiazzare questa mancanza, questa debacle, no? Noi abbiamo perso un po' il senso della potenza, della forza, proprio perché vivendo questo falso benessere ci siamo indeboliti perché chiaramente popolazione anziana, una popolazione che ha potuto allungare di 20 anni magari anche la propria età, non vuole più soffrire e non c'è potenza senza sofferenza. Quindi ci troviamo in un periodo storico in cui molti, ormai tantissimi, che fanno parte di questa penisola, non vedono, non sentono e non credono di dover soffrire ancora. E quindi è chiaro che come potenza siamo in netto declino. Siamo in netto declino, abbiamo lasciato praticamente la voglia di combattere, di vincere e siamo praticamente sotto l'egemonia di alcuni stati che di nascosto stanno lavorando contro di noi. Purtroppo, se noi vogliamo riportare uno Stato italiano come nel dopoguerra, dobbiamo capire che non ci sono angeli colorati, non ci sono Michelangelo, arcangeli qua, paroline che salvano la situazione. Bisogna cominciare a capire che solamente la gioventù, dobbiamo incominciare a svecchiarci e a far ritornare i bambini a correre nei cortili, far ritornare la gioventù a guidare questa nazione, perché purtroppo se no saremo calpestati e derisi. Quindi tutte quelle persone che pontificano a destra e a sinistra, no? E non si rendono conto che uno dei più gravi problemi della nostra Italia è proprio il fatto che siamo una popolazione anziana, siamo una popolazione che non ha più voglia di mettersi in gioco, no? A tutti quelli che vogliamoci bene, pacca sulle spalle angeli colorati, semi colorati. Così non funziona. L'Italia, vedete che è dentro una morsa in questo periodo, no? Una mossa strategica che sta indebolendo terribilmente la nostra nazione. Quindi è chiaro che dobbiamo incominciare a pensare o a far più bambini o a far più figli o chiaramente soccomberemo. Non ci sono tattiche diverse da queste, strategie diverse da queste. Purtroppo siamo entrati in un sistema, in un mondo in cui siamo sempre stati, che solamente i giovani, i gagliardi, quelli che si alzano massicci e gagliardi, possono portare avanti un'idea di un'Italia forte e coraggiosa, se no ci smantelleranno pezzo per pezzo, lo vedete anche voi, queste leggi che continuano a uscire per il Covid, no? Zona rossa di qua, zona rossa di là, e così tanti ristoranti, alberghi, ristoratori, tanti negozi chiuderanno per forza. Quindi il consiglio del Marietto è di prendere coscienza che dobbiamo fare
e dare spazio ai giovani, dare coraggio a questi ragazzi qua e chiaramente chi vuol contribuire a rinfoltire la popolazione. Certo, c'è stato un timido tentativo di far arrivare gente dal Nord Africa, che erano tutti giovani gagliardi, per rinforzare un po'. E forse molto probabilmente questo ci darà la possibilità di resistere alla prima botta dell'Est quando avverrà. Però è chiaro che come potenza noi stiamo praticamente andando in declino proprio perché manca la gioventù. Solo la gioventù ha il guizzo, ha la forza, ha il coraggio di mettersi in gioco. Ormai l'Italia è una popolazione che sta andando verso un declino e quindi è inutile che stiamo lì a predicare angi colorati, vogliamoci tutti bene, madonnine di qua, madonnine di là. Capite, cari miei? Quindi attivate i circuiti che trovate nel sito alcapitano.altervista.org, soprattutto quelli degli avvocati Ceratini, e continuiamo a seguire il Marietto Veneziano e le pillole di illegale. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.